Ma allora qualche accenno storico sul Palio udinese. Intanto non fu mai un Palio dei borghi, non fu mai un Palio dei quartieri ufficialmente, ma anche il Palio di Siena a lungo non fu il Palio delle contrade. Una volta in Italia e in Europa il palio si correva, le corse erano gare tra soggetti individuali. Dopo che attorno a un soggetto individuale, attorno a una persona, in genere attorno ad un nobile, ma non per forza, si potessero mobilitare in qualche modo delle tifoserie territoriali o magari di classe sociale o di parte politica, questo può essere. E in questo Udine ha una storia che andrebbe così rispolverata anche attraverso questi ludi, che come abbiamo cercato di fare, ha una storia di contrapposizioni, di scontro politico, sociale molto interessante e molto acceso, che certo rimanda al Giovedì Grasso del 1511, sempre quella un po', no, ma rimanda anche a un lungo periodo della storia moderna, gli ultimi secoli della storia moderna, in cui esisteva una contrapposizione forte tra la città di Udine e il Parlamento friulano e i castellani feudatari del Friuli e la città di Udine, che rappresentava un po' il senso civico, lo spirito civico, insomma un altro Friuli, uno scontro tra due Friuli, tra due idee di Friuli che forse non sono del tutto tramontate, si sono travestite in modo diverso, ma non sono del tutto tramontate. Quindi il Palio come momento di sfogo di emozioni antiche e anche emozioni attuali.